Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per la provincia di Venezia. Andiamo a vedere dalla nuova di Venezia e Mestre. Si parla subito di Jesolo nel titolone principale. Jesolo è emergenza risse, non è una novità. Subito misure drastiche. Sabato sera una ventina di giovani si è affrontata in piazza Mazzini, sono volati pugni e calci in arrivo di forze promessi, ma c'è anche chi invoca fermezza contro i violenti. Andremo probabilmente ad approfondire anche noi questa faccenda. Chioggia, prof assente 20 anni su 24, destituita dal ministero, notizia che abbiamo visto anche in altri giornali come questa, che attraversano a piedi binari, morto un 25enne, ferito l'amico. Malore fatale, agricoltore trovato morto, aveva 51 anni. Queste sono notizie di cronaca. E poi nella fotonotizia la caserma dell'Arma e 2 alberghi da 115 milioni, turismo e legalità, ecco la nuova vita del Tronchetto. Addio shock del sindaco di Castelfranco, scuote il partito. Questa la troviamo un po' in tutti i giornali, così come pure questa di Marcato che si sfoga la Lega, si parla solo di posti, non so se resto. Poi ogni giornale questa notizia va a dipanarla come meglio crede e la scrive in modo diverso, ma il concetto, il succo rimane lo stesso. Il Gazzettino invece: Russia, Biden e Putin sapevano, il golpe e i suoi 1000 misteri, sia gli Stati Uniti che Mosca erano informati del piano, la Casa Bianca avrebbe deciso di non appoggiare il blitz e l'amnistia generale. Si parla ancora di Lega, vedete Stefani, stop polemiche, c'è tanto da lavorare, rebus Marcato, addio Lega, tutto può succedere, di là aveva detto non so se resto. E la notizia del ragazzo che attraversa i binari, vedete che anche in prima pagina sul Gazzettino, ucciso dal treno. Professor assente 20 anni su 24, bocciata dai giudici, e le famose croci del CAI che vanno bene solo se sono discrete, basta croci sulle montagne, bufera sul CAI che poi naturalmente si scusa, perché poi sai, se partono i missili, visto restando in tema, e poi tutto sommato vedono che sono cose che si possono anche trattare con toni diversi. Sul Corrierone della Sera non è il Corriere del Veneto quello che esce lunedì, è solo quello nazionale. Giallo sul campo degli insorti russi, perse le tracce di Prigozhin dopo il blitz, vacilla l'impero di Putin, Pechino sostegno a Mosca. E i 43 milioni del covo della Wagner, i generali dello zar sono in bilico, il dissidente del momento della forza. Questi sono i titoli, diciamo così, di rimbalzo che arrivano comunque dalla stessa notizia, vengono messi di spalla. Il Papa sul caso Orlandi vicino alla famiglia, i finti poliziotti che rapiscono uno chef italiano in Ecuador, e speriamo bene per il nostro connazionale che non siano alle solite poi che non si riesce più a capire quanto durano queste cose. Dato italiano, Meloni, il bilancio di anni promesse e fatti. Andiamo a vedere invece la notizia plus di Venezia: 2 giovani investiti da un treno, un morto, l'altro ferito. Vedete che è stata trattata anche qui da noi la notizia. Ed Eraclea muore un 34enne in un incidente stradale. Altre notizie di rimbalzo che arrivano dal weekend, ma per la pagina di Venezia anche di TG Plus è tutto, e anche per oggi.